Roberto Bettega ha segnato contro il Cesena tante reti quante ne aveva realizzate nello scorso campionato in 17 domeniche. È il rilievo statistico più suggestivo offerto dalla goleada bianconera contro i romagnoli. La prima alla vecchia maniera di testa e di prepotenza dopo un minuto. Al 14esimo Scirea, l'altro inedito uomo gol di giornata, esce in avanscoperta e fulmina Recchi con una bordata improvvisa. Al 18esimo su cross di Cabrini, Bettega approfitta di un'esitazione del portiere cesenate e concede, a se stesso e alla sempre meno scettica platea, il bis. Al 35esimo Zoff viene giustiziato dalla solita legge dell'ex, la rete che accorcia le distanze e di Verza. Nella ripresa, al 13esimo, Scirea pareggia la doppietta di Bettega con una puntualissima girata. Al 23esimo raccoglie gloria anche chi non era riuscito a conquistarne a sufficienza in precampionato. Fanna, subentrato a Virdis, punisce ulteriormente Recchi. Al 36esimo, infine, Bettega stacca Scirea, da 2 a 3 gol, approfittando con una zampata graffiante, come da tempo non si vedeva da parte sua, di un traversone di Cabrini, 6-1. In pratica la Juventus ha esibito contro il Cesena una immagine opposta a quella del derby di Coppa Italia contro il Torino. 7 giorni fa tante occasioni e nessun gol. Oggi tanti gol quanti proporzionalmente ne poteva garantire l'andamento del gioco in area romagnola, in una gara che ha esaltato anche chi finora non aveva incantato, come lo stesso Bettega e Bredi. Il Cesena è stato psicologicamente condannato dai 3 gol incassati inizialmente in 18 minuti. Fabbri, negli spogliatoi, non ha potuto esimersi dal censurare una difesa in giornata di disgrazia.